Dolci pasquali, sfide artigianali in Sardegna e Calabria. Vi siete mai chiesti cosa rende così speciali i dolci pasquali della tradizione, custodi di storie e sapori unici? In Sardegna e Calabria, in particolare, il settore dolciario artigianale non è solo un pilastro dell'economia locale e della cultura gastronomica, ma un vero e proprio tesoro di identità e passione. Pensate che in Sardegna operano quasi 2000 imprese dolciarie, di cui oltre 1300 sono artigiane e danno lavoro a più di 5000 persone. Questo comparto rappresenta un significativo 3,9% del tessuto produttivo artigiano sardo. Allo stesso modo, la Calabria vanta una forte tradizione dolciaria pasquale con 1929 imprese artigiane su un totale di 2500 nel settore. Nonostante le difficoltà legate all'aumento dei costi delle materie prime e all'instabilità dei mercati internazionali, queste realtà artigiane continuano a proporre con orgoglio dolci tipici come le casadinas, le ricottine, le pardulas, le tilicas e i pastissus in Sardegna, simboli di una tradizione profondamente radicata e apprezzata ben oltre i confini regionali. Anche in Calabria, la pasticceria artigianale si conferma protagonista, mantenendo viva una biodiversità alimentare che conta ben 87 prodotti tradizionali tra panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria. Tuttavia, dietro questa apparente solidità si cela una sfida sempre più pressante: la carenza di personale qualificato. In Sardegna, si stima che su 1250 nuove assunzioni previste per il 2025 tra pasticceri, gelatai, conservieri, panettieri e pastai, ben 430 risultino difficili da reperire, un allarmante 34,4% del fabbisogno complessivo. La situazione in Calabria non è da meno, con un drammatico 63,7% di posizioni difficili da coprire nel 2024. Un dato più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Questa mancanza di personale specializzato, soprattutto nei periodi di picco dei consumi come la Pasqua, mette a dura prova gli artigiani. Il pericolo concreto è che, per assicurare la continuità produttiva, si possa iniziare a ricorrere a semilavorati o, peggio, a prodotti surgelati già pronti, snaturando così la qualità e l'autenticità delle produzioni artigianali. Inoltre, il ritmo di lavoro intenso e gli orari prolungati spesso scoraggiano i giovani apprendisti, allontanandoli da percorsi professionali stabili e ben avviati. Nonostante queste sfide, le pasticcerie sarde e calabresi dimostrano una notevole resilienza, con i prezzi della pasticceria fresca che mantengono un'evoluzione moderata. Questo testimonia l'attaccamento dei consumatori ai prodotti artigianali, con un 20,7% delle famiglie italiane che li preferisce per i dolci pasquali. Per preservare questo patrimonio di sapori e saperi, è fondamentale rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro. Come sottolinea Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato, è importante far avvicinare i giovani al settore, mostrando gli aspetti più attrattivi di queste professioni. Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, evidenzia la crescente difficoltà nel reperire personale specializzato e il rischio che ciò comporta per il futuro dell'artigianato. La nota di Confartigianato Imprese Calabria rimarca come la pasticceria artigianale sia un patrimonio da difendere con investimenti nella formazione e nella trasmissione delle competenze. Riusciranno queste terre ricche di tradizione a superare la sfida della mancanza di nuove generazioni di artigiani, mantenendo vivo il gusto autentico dei loro dolci pasquali per le future celebrazioni?